Siamo all'Osteria di Roma, guardate che spettacolo! Dopo tanto tempo siamo tornati all'Osteria di Roma da Federica a mangiare italiano come si deve. Guardate che bello questo locale, ci sediamo proprio qui davanti alla cucina. Oltre al classico menù offrono sempre qualcosa di speciale, come vedete c'è la parmigiana di burrata e coda di soreca con porcini, che è pasta fresca con porcini e poi salsiccia italiana, ma poi comunque aprendo vedete che comunque abbiamo i suppli, bischi bruschette, caprese, pizza fritta, burrata, poi vabbè c'è mari e monti, gnocchi al tartufo, la carbonara. Sono arrivati gli antipasti, questa pizza fritta con il prosciutto crudo come vedete. E poi cosa abbiamo preso? Abbiamo preso i suppli. Mamma mia che spettacolo! Proviamolo! Dai, aprilo tu, fai vedere com'è. Vai, ma che bomba! Che bomba! La pizza fritta con il prosciutto crudo. Guarda cosa hai preso? Una morbida gricia. La pasta grigia. Giudizio, vediamo il giudizio, è vero, devi essere sincero. Sincero. Buona? Buonissima. Tu Deborah hai preso la mia stessa cosa? Yes. Allora, parmigiana di burrata, guardate che orgasmo. Praticamente è la melanzana fritta con la burrata, sopra un letto di rucola e pomodorini con formaggio e parmigiano. Mamma mia! Andiamo a provare questa parmigiana di burrata e non vedo l'ora di provarla perché mi ispira un sacco. Con te nell'oscurità. Mamma mia, mamma mia, spettacolare. Siamo all'Osteria di Roma, guardate che spettacolo! Non sei ben italiano se non fai la scarpetta! Allora, il donzello non voglio bene, ma io e Emanuele sì, quindi un bel limoncello. Salute. Non è una cena italiana senza limoncello. Ah, buono. Complimenti. È arrivato il dolce, queste si chiamano le zoccolette alla Nutella, praticamente il gnocco fritto con la Nutella. Vai, vai, dici la tua. Com'è? Buona? Sotto chi tocca? Via! Eccola. Wow!